Parlamentari, amministratori, consiglieri regionali, c'è anche l'ex sindaco Massimo Bitonci. La Lega si è data appuntamento in stazione a Padova tra via Cairoli e via Bixio, nel luogo in cui domenica una famiglia marocchina è stata aggredita da un gruppo di spacciatori che volevano a tutti i costi vendere droga. Hanno sfilato verso il boulevard, spesso teatro di blitz delle forze dell'ordine, per lanciare un messaggio all'amministrazione di Sergio Giordani, chiedendo maggiori interventi antidegrado. Io credo che l'amministrazione non possa più mettere la testa sotto la sabbia e cominciare a dare delle soluzioni, a intervenire, a prendere atto di una situazione che sta sfuggendo di mano. Alla manifestazione ha partecipato anche qualche residente. La situazione della stazione è sempre stata critica. I cittadini presenti qui oggi l'hanno detto e ribadito più volte, è importante far chiarezza da subito e il sindaco Giordani e la sua giunta deve intervenire immediatamente. Nel corso degli anni a Padova, pur alternandosi sindaci di opposte parti politiche, l'area intorno alla ferrovia ha sempre rappresentato per i primi cittadini una bella gatta da pelare. Negli ultimi anni non è stato portato avanti quel progetto che la gente voleva, che era quello di una nuova stazione della polizia locale proprio qui. Cioè, queste sono zone estremamente delicate. Abbiamo trattato la questione delle cucine popolari, anche lì si continua a far finta di niente, sapendo benissimo che è un problema. Immediata la replica del sindaco Giordani al corteo leghista: non mi occupo delle campagne elettorali dei partiti, bensì della città e della risoluzione dei suoi problemi. Si legge in una nota ufficiale di Palazzo Moroni: siamo consapevoli che la situazione non è facile, stiamo valutando alcune azioni straordinarie da sperimentare, chiude poi Sergio Giordani.